Mi chiamo Congiurina, sono la titolare di questa pasticceria che si chiama Antichi Sapori. Vi presentiamo il nostro dolce, la nostra caschetta, che è fatta con un ripieno di mandorle, miele e zafferano, avvolta da un sottile estratto di sfoglia bianca. Quindi per la sfoglia serve la farina 00, lo zucchero a velo, lo strutto e un po' d'acqua. Quindi si fa l'impasto e poi, raggiunto l'impasto, si elabora nella sfogliatrice per renderla a uno strato più sottile possibile e poi tagliarla con le rotelline apposite e fare le caschette rimettendoci il ripieno di mandorle. Per il ripieno invece ci serve il miele, lo zafferano, il limone e le mandorle. Si versa il miele, si porta a ebollizione. Durante l'ebollizione allora si prende lo zafferano, con un po' d'acqua si mescola e si aggiunge al miele bollente. Dopo un po' si aggiungono le mandorle e il limone. Si impasta bene, che incorpori bene tutti gli ingredienti, si toglie dal fuoco e si estende su un piano e lasciarlo raffreddare. Una volta che si è raffreddata l'impasto, si fanno dei rotolini fino a portarli a uno spessore sottile. Si mette il ripieno e si avvolge. Si dà la forma che si vuole, ognuno ha la sua fantasia nel farlo, si taglia ed è fatta. A me è stato insegnato da una signora anziana, di fare anche la lavorazione dei cuoricini. È sempre lo stesso impasto di mandorle fatta con la sfoglia, solamente che vengono fatti singolarmente usando degli appositi attrezzi, pinze, di tutte le varie fantasie di cose che si ha per realizzare quel dolce. Va una cottura a forno basso, quindi media 140-150 gradi. 10 minuti ed è fatto.